Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete ben vedere ci troviamo nell'ottobre del 1936 e sembra appunto il mese di luglio, perché notiamo 40 gradi all'ombra e soprattutto il nostro splendido mare tropicale ancora cristallino come al solito. Allora, quest'oggi ci troviamo quindi pronti a intraprendere una nuova avventura per portare avanti il nostro grande impero tropicale. Notiamo addirittura la nostra centrale elettrica che è in pieno funzionamento già da qualche anno, fornisce energia a pieno regime da diversi mesi e notiamo soprattutto la grande quantità di carbone nei suoi depositi. Il problema sicuramente è l'inquinamento che proviene maggiormente dalla zona dell'industria tessile, che continua a sbuffare vapore verso l'alto, ma soprattutto anche la nostra centrale elettrica. Allora ragazzi, prima di andare avanti con il gameplay vi volevo appunto annunciare una piccola cosa. Allora, avete visto sicuramente dalla pagina Facebook, chi non è iscritto mi raccomando si iscriva, poiché ci sono davvero tantissime novità, tantissimi aggiornamenti. Vi volevo appunto aggiornare sul nuovo elemento diciamo di registrazione che sto per acquistare, la nuova scheda di acquisizione Avermedia interna, che andrà a essere installata direttamente sulla scheda madre. Non voglio dilungarmi troppo, poi magari farò un unboxing quando arriverà. Allora, l'ho ordinato ieri, quindi probabilmente passeranno 7 giorni circa, 6 giorni prima dell'arrivo definitivo, o anche più. In questo periodo appunto vi ho detto su Facebook che avrei continuato a fare gameplay, magari utilizzando questo dispositivo che sto utilizzando anche in questo momento, l'Avermedia Game Portable. Ho notato ragazzi, ho cambiato direzione verso una scheda di acquisizione interna, proprio perché mi trovo meglio in modo cioè con questo dispositivo portatile ritrovo davvero tanti cavi in giro. Sicuramente mi ha dato anche parecchi problemi a livello di software, non so perché, forse non so settarlo io, ma davvero ci sono problemi con l'audio. Avete sentito voi i diversi scatti, l'audio che andava a disperdersi. Credo che con questa nuova scheda di acquisizione riuscirò a eliminare i problemi, o almeno si spera. Credo che questo Game Portable sia fatto più per registrare su console che su PC. Infatti credo che sia proprio ideato per registrare su console. La registrazione su PC è una cosa, come dire, secondaria. Magari servirà un secondo PC, magari un portatile. Io invece registro tutto con un unico PC e soprattutto anche il processore probabilmente verrà sforzato parecchio, mentre con la nuova scheda d'acquisizione ho visto che il processore non viene sfruttato quasi completamente, quindi possiamo dire che è un grande risultato. Bene, non voglio dilungarmi troppo, vi volevo appunto dire che continuerò a fare video per adesso con questo live Game Portable finché non arriverà quello nuovo. Se ci saranno ovviamente ragazzi, come al solito, rumorini di sottofondo a livello di perdita d'audio, non posso farci appunto niente. Spero con il nuovo Avermedia di risolvere. E quindi niente, vediamo intanto oggi cosa possiamo fare. La nostra musichetta c'è sempre? Eccola qua, la classica musichetta dei Caraibi. Bene, allora ragazzi, torniamo su Tropico. 3 missioni disponibili. Allora, la caserma, una caserma è sempre fondamentale. 3 caserme sono sempre fondamentali per i prossimi attacchi durante la guerra mondiale. Allora, ne dobbiamo costruire un'altra, però io direi innanzitutto di stare attenti con la nostra economia. Nell'almanacco notiamo il nostro bilancio positivo, proveniente maggiormente dal profitto delle nostre esportazioni. La corruzione ci frega qualcosa, un 22%, ma non è importante per adesso. Sicuramente la felicità dei nostri cittadini è rilevante, ritroviamo grandi vantaggi a livello della libertà, delle abitazioni, notate, ma l'intrattenimento è sempre qualcosa che va a gravare sulla nostra popolazione. Diamo un'occhiata ai nostri disoccupati. 25 senza tetto, eccoli qua, vediamo di trovarli immediatamente. La nostra popolazione, eccoli qua, non occupati, impiegati, disoccupati, lavori disponibili, eccoli qua. Allora, abbiamo a quanto pare pochissimi senza tetto. Probabilmente negli scorsi anni potete vedere che erano necessariamente di più. Adesso sono andati pian piano a decrescere. Allora, mandiamo avanti il nostro timer. 68% di felicità. Allora, il nostro osservatorio è pronto. Qui in alto abbiamo una bella miniera d'oro che sta iniziando a raccogliere. Benissimo. Stavamo addirittura producendo dei sigari da portare via. Eccoli qua, da esportare. Guardate un pochettino, sembra un vero e proprio edificio degli anni 50, ristrutturato alla perfezione. Guardate che splendido. Allora, addirittura qua i climatizzatori per tenere tutto pulito. Benissimo. Guardate un pochettino che figo, un modellino in miniatura. 2 uffici dei trasportatori pronti. Intanto il tabacco cresce felicemente nelle nostre coste. Abbiamo 6 piantagioni con ottimo tabacco già pronto, impacchettato e sicuramente pronto per essere spedito. Una miniera d'uranio, grandioso. Allora, la miniera d'oro qua sotto sicuramente non ha nessuno, ma qui troviamo un giacimento di carbone, come avevamo visto anche in precedenza. Allora ragazzi, vediamo di
di condurre un'ottima strada, un'ottima via anche di campagna verso il nostro nuovo edificio carbonifero che andrà a prelevare proprio questa splendida materia prima, che è stata la materia prima che ha rivoluzionato gli anni ruggenti in America e soprattutto l'intero mondo, perché, come dire, il carbone è stato il principale elemento di alimentazione delle centrali e anche delle industrie per tutta la seconda rivoluzione industriale. Purtroppo non abbiamo abbastanza soldi per condurre una strada, credo. Qua siamo nella foresta delle Amazzoni, ragazzi, nella giungla. Ci sono pappagalli azzurri tipo quelli di Far Cry 3. Benissimo, ok, procediamo dritto e passiamo immediatamente da questa parte. Allora, siamo arrivati, grandioso, una miniera di carbone. Eccola qui, pronta. Ok, addirittura avete visto, ragazzi, il simbolo della tavola periodica dei simboli appunto chimici, il carbone, fantastico. Allora, vediamo un pochettino. Abbiamo diverse case, le mercanzie tropicane sono sempre esportate al meglio. Una caserma adesso la costruiremo. Signor Presidente, sì, secondo i miei calcoli l'economia sì, tropicana è destinata a collassare. addirittura. A meno che tu non fornisca ai ricchi delle possibilità per arricchirsi ancora di più. 2 edifici per l'intrattenimento e i capitalisti ci considereranno come loro sostenitori. Quindi 2 edifici per l'intrattenimento. Vediamo. Intanto arrivano nuove navi. Sembra la vera e propria flotta spartana. Oh, che è successo? Sicuramente, ragazzi, il salvataggio è automatico, non preoccupatevi. Gli alleati ci inviano degli ottimi soldini da poter spendere in delle strutture di intrattenimento. Allora, ragazzi, vediamo un pochettino. Intrattenimento e ambiente. Vediamo intrattenimento di lusso. Allora, l'opera già l'abbiamo posizionata. Allora, forse i ristoranti entrano anche nella sezione, quindi nella lista. Allora, posizionerei un nuovo ristorante da questa parte, anche se ce n'è già uno qui. Quindi un ristorante qui e un'altra taverna magari nella zona, eccola qua, principale. Vediamo un pochettino, qua mi sembra di non averne posizionate. Ecco, infatti, vediamo di posizionarla appunto in questa zona un pochettino costiera per conferire quindi intrattenimento ai nostri cittadini. Ecco, qua potrebbe andare abbastanza bene. Grandioso, efficacia 75, buono. Allora, vediamo di procedere. Le elezioni incombono, Presidente. Come vuole la nostra Costituzione, fra 12 mesi si terrà una consultazione elettorale. Il nostro solito Edward Van Helgen / presidente vedrà di prendere il potere nuovamente. Allora, ragazzi, questo è un periodo davvero molto caldo, quindi attenzione a particolari azioni. Intanto io direi di posizionare un'altra chiesa magari nei prossimi anni. Per prima cosa qualche altra bella casa per eliminare altri senza tetto vicino al mi avete fatto notare quella cosa? Accanto al casino ritroviamo la chiesa e non me ne sono neanche accorto, ragazzi. Ho posizionato gli edifici un pochettino anche qui a random. Sicuramente volevo rendere felici i cittadini, volevo posizionare Las Vegas accanto a casa loro, però non me ne sono neanche accorto. Va bene, ma sicuramente anche i religiosi andranno a giocarci, visto che la nostra popolazione è incentrata principalmente sulla fede cattolica. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Istruzione e ricerca, un altro osservatorio credo che lo possiamo lasciar perdere. Visto che abbiamo i soldi, posizioniamo una nuova caserma. Purtroppo in questa caserma non c'è nessuno che potrà andare a fare il suo dovere, perché ancora non abbiamo abbastanza militari. Ma quest'altra vediamo di rifornirla. Allora, vediamo un po'. Finalmente sono arrivati dei nuovi lavoratori anche dall'altra parte. Allora, i militari saranno sicuramente delle persone molto ben pagate. Ma attenzione, Van Helgen perde un 8% netto contro Marianne Miller. Attenzione, vediamo un po' quello che è successo. Vediamo un po' nella sezione dell'almanacco. Felicità, cosa abbiamo perso? Allora, vediamo un po'. Sanità, cibo, abbastanza bene. Sicurezza, certo. Lavoro, addirittura abitazioni. Religione, la religiosità è sempre, come dire, ancora in bilico. Allora, l'intrattenimento sicuramente deve essere migliorato. Allora, vediamo se possiamo potenziare anche quest'ambito. Allora, io costruirei anche una nuova missione cattolica, ragazzi. Ok, una nuova missione cattolica. Eccola qui. Vediamo un po'. Abbiamo una chiesa da questa parte. Nella parte centrale della città purtroppo non abbiamo nessuna chiesa. Forse è meglio posizionare una chiesa, perché addirittura come dire, potrebbe qui c'è addirittura un'altra chiesa. Quindi vediamo di scegliere una zona adatta. Questa è la zona appunto residenziale. Questa zona potrebbe essere anche molto interessante. Quindi vediamo se possiamo posizionarla appunto qui in questa giungla. Benissimo, in modo tale da sfruttare anche questi altri cittadini. Potete vedere che le chiese sono quasi sempre piene. Vediamo un pochettino da questa parte. Eccola qua, addirittura 196 su 200. Un'altra chiesa potrebbe farci comodo. Allora, 40% contro 60. Altri 100 cittadini sono appena arrivati a Tropico. Attenzione, 2 nuove missioni. La caserma vediamo di ultimarla però, ragazzi, così ci prendiamo anche la bella ricompensa. Perfetto. Allora, 2 nuove missioni. Abbiamo un'occasione perfetta per accumulare grandi profitti sfruttando le sventure altrui. Adoro questo lavoro.
esporta 5.000 unità di ferro. Allora, sicuramente non abbiamo più possibilità di estrarre ferro, quindi meglio abbandonare la missione. Abbiamo un'occasione perfetta per accumulare sì. grandi profitti sfruttando le sventure altrui. Ah, adoro questo Invece lavoro. possiamo, ragazzi, esportare 5.000. Ora sono proprio Ok. nella situazione perfetta. È il momento di fare un po' di soldoni. Ah, dovrei crearmi una specie di risata malvagia. Io penso, ragazzi, che visto che siamo in un periodo adesso abbastanza caldo, è meglio incrementare i nostri rapporti con gli alleati. Non aumentiamo il prezzo, il vantaggio dei capitalisti lo riprenderemo con i nostri nuovi edifici che stiamo appunto per costruire. E vediamo un pochettino. Intanto dobbiamo reclutare dei nuovi soldati, però per quanto riguarda il commercio credo che si possa fare qualcosa. Il carbone lo stiamo importando, l'ananas vediamo di lasciarlo perdere, assi, beni di lusso, oro perfetto con l'asse, però purtroppo non può essere esportato perché non abbiamo ottimi rapporti. Allora, oro ancora, agricoltura, il cacao potrebbe essere esportato, abbiamo diverse piantagioni e io credo che possiamo aggiungere Margherita, la nostra nuova imbarcazione alla tipo Titanic, per esportare questa splendida risorsa. Allora, abbiamo guadagnato un ottimo 1%, vediamo la fabbrica di sigari cosa sta facendo, produce sigari, allora questo non sta producendo perché mai? Produce il vanto di ogni uomo di tropico, il sigaro tropicano, lungo e grosso, curiosamente buona da parte dei tropicani, rabbrividiscono quando devono tagliarli prima di fumarli, chissà perché. Benissimo, vediamo di lasciarlo per adesso pronto. Perché appunto non lavora? Perché non sta producendo? Perché appunto non hanno tabacco all'interno delle loro... Presidente, la mia carriera di meteorologo è finita. Ho promesso a tutti una giornata soleggiata e ora sull'isola si sta abbattendo un tornado. E attenzione ragazzi, arriva un tornado, the day after tomorrow, va ancora, probabilmente saranno 3 o 4 le trombe d'aria che si getteranno, eccola che si getteranno sul tropico, ma purtroppo va a colpire proprio la nostra zona residenziale, proprio durante il periodo delle elezioni, quindi abbiamo già perso un altro 2%, maledizione, va a spazzare sicuramente tutta la nostra missione cattolica. Siamo $30.000 sotto per adesso, vediamo se abbiamo qualcosa anche nelle casse da esportare, 34.000, altri 13.000, ci sono i soldi. Vediamo un po' il bacino di carenaggio, purtroppo non ha nessun lavoratore per adesso, vediamo un pochettino come sta andando. Molto tempo fa abbiamo imparato a usare le battute come armi. Ora possiamo fare lo stesso con i numeri. Purtroppo sono un'arma davvero disumana, tanto che sono stati messi al bando da numerose corti internazionali. Addirittura. Questo significa che possiamo usarli solo sul nostro popolo e soltanto Vabbè, sui pochi individui. le nuove che banche possono sono state sbloccate, il mondo dei banchieri finalmente è entrato a far parte anche di Tropico. Vediamo se lavoriamo con i sigari, dove sono? Ancora niente. Produce sigari lavorando il tabacco, curiosamente buona parte dei tropicani rabbrividiscono, ma come mai il tabacco non viene trasportato? Vediamo di aumentare lo stipendio ai nostri grandi lavoratori di tabacco in modo tale da assumere più persone in questa zona. Benissimo, vediamo di renderli molto più abili. Ok, anche da questa parte funziona una casa di campagna per qualche cittadino. Intanto il tornado tranquillo distrugge tutta la nostra città. Sono tornato in piena forma. Oh, attenzione! Ora posso predire piogge di bestiame, capanne, immobili sull'intera isola con la massima precisione. E ragazzi, davvero una cosa stranissima, il tornado è passato, ha attraversato tutta la nostra popolazione, precisamente tutti i nostri edifici principali, e tutti si sono rifugiati nelle cantine quando c'è appunto allerta tornado, e a quanto pare siamo riusciti a salvare tutti tranne un unico cittadino che purtroppo è morto. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Da questa parte volevo capire... allora ragazzi, questo è un bel furgoncino, speriamo che entri immediatamente nella zona principale, eccolo che entra, appunto date un'occhiata, esce, speriamo che porti immediatamente il nostro tabacco nella zona, eccolo qua, iniziamo a lavorare tabacco, speriamo che questa campanella vada via, dai amico mio, vediamo un po' se è arrivato il nostro tabacco, avanti che l'abbiamo trasportato, vediamo un pochettino, sicuramente tra qualche secondo inizieremo a lavorare, abbiamo già dei cittadini pronti, ok, li paghiamo anche abbastanza, e un magnate no, capomastro. Allora, efficacia aumentata e qualità del lavoro ridotta. No, meglio rendere la popolazione sempre adatta al lavoro in cui si ritrovano. Allora, agitatore, aumenta di 1 l'approvazione del regime da parte dei lavoratori. Va bene, regime, è una democrazia. Allora,
Cosa dovevamo fare? Qui in alto mi sembra che c'era una miniera di carbone già pronta. Dov'è? Attenzione ragazzi, eccola qui. Paga massima per chi andrà a lavorare da queste parti, capomastro. La qualità del lavoro in miniera diminuisce, però l'efficacia sicuramente deve crescere. Una nuova casa di campagna per i lavoratori che andranno a sfondarsi appunto le mani e a rompersi l'osso del collo qui in miniera. Benissimo, una nuova casa. Vediamo un po'. Meglio, sì, una casa può andare bene. Vediamo un po' da questa parte. La gioielleria avevamo detto, però un attimino. Intanto vediamo di completare queste belle lezioni. Allora, per quanto riguarda il latte, ragazzi, una bella pausa. Allora, io non mi ricordo mai questa storia del ranch. Allora, il latte lo fanno le capre, perfetto. Vediamo un po', perché anche le pecore lo fanno, quindi attenzione. Vediamo un pochettino. Qui, allora, lama, vediamo se possiamo trovare le nostre capre. Attenzione, qui abbiamo solo ranch di capre. Forse nella zona cittadina, vediamo un pochettino. Capre, perfetto. Vediamo se ce ne sono altri da questa parte, altre capre. Ce le abbiamo, perfetto. Possiamo esportarlo immediatamente. Anzi, questi soldi io li utilizzerei per investire anche in questo ranch. Vediamo un po' qui in basso, perfetto. Vediamo di aumentare la priorità di costruzione. Ok, e procediamo ragazzi. E questi rumori probabilmente verranno dal mare, perché sono le nostre imbarcazioni che lasciano il porto. I comunisti stanno sempre arrivando. Grandioso. Allora, gli edifici li abbiamo completati, come ovviamente volevano i nostri capitalisti. Il nostro presidentone, eccolo qua, che cammina in città proprio alla grande. La nostra nuova stazione di polizia è anche attiva già da qualche tempo. Però intanto vediamo un po' quello che possiamo fare. Vediamo un po' qui cosa sta succedendo. Sta funzionando tutta alla grande. Vediamo se possiamo potenziarlo. La fabbrica consuma il 20% di risorse in meno, ma non è un problema, perché noi abbiamo sicuramente tonnellate e tonnellate di risorse. Una pausa. Allora, con questa pausa osserveremo la miniera d'oro, che già produce abbastanza. Vediamo un po', la centrale ancora va bene. Gli ambientalisti all'interno. Qui qualcuno ci sta lavorando. Grandioso, stanno lavorando tutti alla grande. Quindi ragazzi, nel momento in cui la produzione mensile arriverà a circa 1000 unità, carbone output già ne abbiamo 780, io eliminerò il contratto di importazione dalla Colombia, se non sbaglio, del carbone, in modo tale da renderci un po' più indipendenti. Allora, vediamo se tutto va bene. Le nuove zone appunto dei militari sono state costruite, le nuove caserme. Ok, vediamo di aumentare la paga per questa fascia di popolazione, per questa casta. Benissimo, vediamo un po'. Lavoratori ancora niente, il fortino ancora... Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni. Possiamo vincere senza barare, nessuna frode elettorale, nessun broglio elettorale. Ci dobbiamo preparare alla guerra. 1939-45, periodo ragazzi di invasione europea. Noi siamo un po' più tranquilli perché siamo al largo delle coste. $40.000 nelle tasche. E una nuova zona per l'intrattenimento di lusso potrebbe essere interessante. Fornisce intrattenimento ai cittadini più ricchi. Deve trovarsi sopra un deposito. Sicuramente le persone che amano la cultura ci andranno. Ed ecco qui la nuova zona appunto di rovine per osservare. Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Grandi. Voglio essere il primo a congratularmi con I te. tropicani che hanno dato la risposta giusta sono stati 422 nell'annata 1938. Ragazzi, manca un anno all'invasione di Hitler della Polonia, quindi attenzione alla prossima entrata anche in guerra di tropico. Abbiamo diversi soldati pronti, un osservatorio deve essere anche posizionato qui vicino all'altro, perché sicuramente ci darà una mano. Abbiamo un inventore addirittura. Benissimo, con gli editti come stiamo andando? Guerre mondiali, sostegno ai mutui, programma di alfabetizzazione già fatti. Allora, garantisce un reddito minimo ai bambini, studenti e pensionati. Potremmo anche lanciarci. Sicuramente il costo di mantenimento dipende dal numero di persone influenzate, però sicuramente avremo un sostegno, una sicurezza per queste persone anche a livello mentale. Le banche, eccole qua, le grandi banche di tropico. Le banche generano tasso di interesse sul denaro delle casse dello Stato. Una banca dovrà essere posizionata nella nostra zona di attività mondana, il nostro centro urbano, la zona un pochettino più popolata dai colletti bianchi, anche se ci sono case popolari un po' in giro. Un però... diplomatico degli alleati di mi ha sommerso di parole per convincere Tropico a partecipare a una grande offensiva, controoffensiva o fuga. Non ho capito bene. Allora, l'offerta include un premio extra in denaro se riusciremo a concludere la guerra entro Natale. Invia l'esercito e un membro della casata come sostegno, maggior probabilità di vittoria. Ragazzi, io direi di entrare a far parte di questa guerra con gli alleati. Inviamo il nostro grande membro della casata, il nostro barbone qui, Martin Van Helgen, e l'esercito di Tropico partirà direttamente al combattimento.
spesso la nostra radio quotidiana ci criticherà, però sicuramente dobbiamo mantenere questo assetto di pace e amore con i nostri alleati. Allora, vediamo un pochettino, una nuova villa per i nuovi cittadini un pochettino con un reddito maggiore, che adesso investiranno nelle nostre banche in obbligazioni statali, in borsa. Vediamo se magari possiamo costruire la borsa. Ok, 72%, la popolazione grida nelle strade il nostro nome, scrivono poesie, sicuramente faranno festa ogni giorno per il nostro presidente. Allora, vediamo un po', banca, industria, acciaieria, acciaieria no. Allora, produce gioielli lavorando l'oro, potrebbe essere molto ma molto utile. Questa possiamo posizionarla vicino appunto alla nostra miniera d'oro. Benissimo, eccola qua. Allora, costruzione rapida, da questa parte la miniera d'oro non... come mai non sta lavorando nessuno? La paga deve essere massima, qua si dovrà lavorare giorno e notte col sudore della fronte. Eccoli qua, i nostri 2-3 nuovi lavoratori minatori che scenderanno nelle profondità della terra insieme a qualche ragno di Metro Last Light e qualche calamaro gigante. Ed eccoli qua, un nuovo responsabile, magari un magnate. L'efficacia con budget massimo aumenta del 10, perfetto. E qualche altra zona di raccolta ce l'avevo qui, vediamo un po' il carbone. Eccolo qui, abbiamo tanto carbone. Il contratto col Venezuela o con la Colombia, non mi ricordo, verrà annullato istantaneamente seduta stante. Eccolo qua, vediamo un pochettino. Allora, vediamo un po' il nostro contratto. Eccolo qua, con il carbone. Vediamo di rimuovere le nostre imbarcazioni e di esportare il nostro cacao con un'altra nave verso Guinevra. Benissimo, un'altra nave la lasciamo un po' in giro per esportare il latte verso gli alleati. Questo bacino di carenaggio non ha nessun lavoratore, ma mi sembra che dobbiamo aumentare un po' la paga. Allora, c'è una rotta come... Sì, certo. Qualcuno deve lavorarci qui dentro, però, maledizione. Vediamo un po' perché non lavora nessuno, la paga è alta. Ma il bacino di carenaggio cosa faceva? Che non me lo ricordo. Allora, bacino di carenaggio, centrale geotermica, mamma mia che parola. Attenzione, dovrebbe essere da queste parti. Neanche l'altra volta lo trovavo. Allora, bacino di carenaggio. Bacino di carenaggio deve essere da queste parti. Bacino di carenaggio. Vediamo un po' se lo possiamo trovare. Deve essere qui vicino, militare. No, è impossibile, ragazzi. Ecco, forse già l'ho passato. Non lo trovo. Maledizione, è impossibile ogni volta. Bacino di carenaggio. Vediamo un po'. Residenziale, ambiente. Deve essere appunto qua vicino. Forse assistenza sociale, istruzione e ricerca. Eccolo. Allora, sì, ma che cosa faceva il bacino di carenaggio? Vediamo un po'. Non me lo ricordo, ragazzi, maledizione. Vabbè, probabilmente aiuterà le nostre imbarcazioni forse a essere più veloci, qualcosa del genere, però è meglio averlo. Allora, arrivano i comunisti, come al solito. Abbiamo i nuovi soldati di Tropico che stanno partendo all'estero. Il conservificio funziona bene, a quanto pare. Vediamo un po'. Sì, credo che sta funzionando tutto alla grande. Paga massima. Abbiamo anche un bel responsabile pronto. Vediamo un po' qua. La villa quasi ultimata. Vediamo un pochettino. Presidente, mi spiace, ma non abbiamo scoperto nulla. Come Con no? un piccolo aumento salariale potremmo riuscirci, però. Con il 20% in più te rivelerò delle tecniche avanzate per chiedere l'elemosina. E con un ulteriore 5% le useremo per comporre una guida che permetterà dei professionisti ben addestrati di applicarle sugli L'ufficio stranieri. doganale, ragazzi, per far pagare a coloro che entreranno a Tropico determinate tasse in più. Intanto vediamo un po'. Ok, una nuova. Sembra che la cos'è? guerra in Europa stia davvero per concludersi. Come per È solo concludersi? questione di tempo Però perché deve gli iniziare. alleati assestino il colpo finale all'asse. Ho capito che cioè, neanche è iniziata la guerra. Dobbiamo prepararci al nuovo ordine mondiale che si instaurerà una volta chiuse le ostilità. Firmiamo trattati con entrambe le fazioni, così nessuno potrà incolparci per l'accaduto. Obiettivo: allora, firma dei trattati con l'asse e con gli alleati. Ricompensa passaggio all'era seguente. Accetta. E vediamo un Compagno po'. presidente, è arrivato il momento del cambiamento rivoluzionario. Sì. Tutti i tropicani attendono che tu, l'eroe della rivoluzione, li conduca alla vittoria. Allora, la tassa sulla ricchezza potrebbe essere utile. Allora, vediamo di tenerci sempre buoni, comunisti. La tassa sulla ricchezza genera profitti in base al numero di tropicani ricchi e schifosamente ricchi presenti sull'isola. Queste persone vedono calare la loro ricchezza personale e non vedono più di buon occhio il regime. Però i comunisti sicuramente, ovviamente, gradiranno il tutto. Allora, ragazzi, come potete ben vedere, ci ritroviamo sicuramente nella nostra schermata di forza lavoro. I soldati, che hanno una ricchezza sicuramente abbastanza elevata, non raggiungono sicuramente il numero dei minatori, dei muratori, dei contadini, dei camionisti e così via, che hanno sicuramente un reddito inferiore. Allora io direi che la tassa sulla ricchezza può essere applicata immediatamente per riuscire a recuperare vantaggio da parte dei nostri comunisti. Bene. Gioite tropicani,
ora è ufficiale. Ascoltiamoci la Quelli voce. che se la passano meglio pagheranno un po' di tasse in più, condividendo così una parte del loro benessere con tutti quanti noi. Marceremo insieme verso la prosperità. E il presidente è il Robin Hood dei nostri giorni. Prende ai ricchi per dare Bella a questa. se stesso. A se stesso, sì, sì. Allora, 2 nuove missioni. Allora, proponi la firma di un trattato all'asse o addirittura con gli americani. Allora, invia un ambasciatore per sicuramente firmare con i nostri americani. Invia un ambasciatore. Gli alleati apprezzano la tua cooperazione in questo periodo molto difficile. Firmeranno un trattato con noi senza alcuna riserva. Gli alleati hanno accettato di firmare un contratto con te. Bene, invece con l'asse firmeremo in seguito, perché sicuramente non siamo adatti a far parte di questo regime. Intanto il secondo trattato vediamo di firmarlo anche adesso. Ok, credo che l'abbiamo firmato. Con l'asse firma in seguito. Ah no, perché? Cosa succede? Dobbiamo inviare anche lì un ambasciatore per toglierci dalle scatole la missione. Va bene. Odio doverti dare brutte Va notizie. bene. Ma Presto ci invaderanno. Attenzione! Parte l'invasione dell'asse nemica. Neanche lo abbiamo appunto intuito. Si lanciano all'attacco. Dove sono i carri armati? La popolazione, i soldati, i missili, qualsiasi cosa. Ed ecco che attaccano immediatamente i carri armati nemici. Allora, la mitragliatrice è pronta. Questa parte sicuramente è vuota. Vediamo se iniziano a sparare alla grande le mitragliatrici. Abbiamo i carri armati che stanno arrivando dall'altra parte. Intanto arrivano anche profughi dalle nostre navi. I carri armati nemici saltano in aria. Intanto passano qui Chevrolet del 1938 nuove di zecca. Intanto ancora saltano in aria la popolazione, le milizie cittadine con asce e forconi tentano di far qualcosa. Intanto arrivano ancora cannonate sugli avversari, missioni che escono via. Attenzione, ancora si tenta la truppa tropicana nei riguardi della truppa avversaria nazista. Adesso lo possiamo dire poiché ci troviamo nell'epoca corretta. Eccola che arrivano, che attaccano. Vediamo di spedirli Mai nuovamente. far arrabbiare una donna. Una donna? Donne che combattono, attenzione. I carri armati neanche entrano in gioco perché proteggono la zona limitrofa all'industria. Intanto l'attacco sferrato dai nazisti è stato finalmente eliminato. Qui indietro non c'è niente, non ci sono truppe di invasione. Qua cosa succede, ragazzi? Raggruppatevi. Vediamo un po', 64% di prosperità e felicità. La nostra zona non la ricostruiremo più. Vediamo un po' l'attacco. Ah, attenzione, qua da quest'altra parte un'altra truppa nemica. Intanto i carri armati. Andiamo all'assalto! I carri armati tropicani fanno fuoco immediato su questi ultimi nazisti che si fanno avanti per la zona. Mamma mia, grande attacco sventato da parte dei nostri uomini. L'asse ha concluso le operazioni con te. Ole! Guerra fredda, l'industria petrolifera è disponibile, il turismo è disponibile, ricerca realizza il programma nucleare o spaziale, non abbiamo letto in tempo. Siamo nel 1946, la guerra è finita, tutti in festa. C'è una specie di... Ah, ecco, hanno rinnovato addirittura... Gente, ci sono alcuni industriali che sostengono che dobbiamo lasciare le spiagge e metterci a lavorare per non morire in povertà. Beh, questa è una bugia bella e buona. Più gente c'è in spiaggia, più drink posso vendere. Come si fa a non capire che a Tropico è il divertimento a far girare l'economia? E ragazzi, siamo entrati nell'epoca... Attenzione! Il nostro intrattenimento è calato a zero. L'intrattenimento, la felicità. Cosa è successo? Felicità, intrattenimento ragazzi è a zero. Dobbiamo portarlo su. Vediamo un po' cosa succede. Andiamo nella sezione dell'intrattenimento. Il circo, la spiaggia, la centrale addirittura di smaltimento. Allora, per prima cosa una bella spiaggia. Creeremo adesso la zona turistica di Tropico, nella zona che abbiamo deciso. Questa zona appunto qua in alto. Nel prossimo video vedrete un pochettino un rinnovamento turistico della nostra grande isola di Tropico, con musei, club del deltaplano e così via, proprio da questa parte, per riuscire a rinnovare un po' la situazione. Nella sezione del commercio possiamo vedere addirittura delle nuove rotte commerciali, attenzione anche con uranio, gas naturale, delle nuove miniere. E adesso faremo immediatamente una nuova creeremo addirittura una nuova miniera automatizzata. Deve essere realizzata sopra depositi minerari e produce minerali a seconda del tipo di deposito. Fattoria meccanizzata. Anzi, questo ragazzi lo lascerò decidere a voi. Abbiamo una miniera di uranio, è meglio decidere adesso proprio in questo momento che cosa fare di queste risorse, e i vostri commenti sicuramente saranno graditi, sia sulle nuove costruzioni per chi ha sicuramente più esperienza, per le nuove fabbriche e sicuramente per la tecnologia nucleare. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto e un commento. Vi lascio con le nostre nuove gru appena adesso completate, e ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti!